dedicato all'artista e alla sua vena, dedicato allo scultore dell'opera intitolata Spenta, storia di una lucciola morta, dedicato a tutti quegli uomini superficiali che hanno giurato amore esterno, dedicato alla terra quando disse cielo, mio marito, agli anziani prodige che fanno cose mirabolanti fino al punto di morte, a chi lavora con lo sguardo a maglia, cioè a occhio e croce, dedicato al Dio in terra, ma soprattutto a chi lo aiuta a rialzarsi, a chi ha detto se avete bisogno, chiamate, dedicato a chi sa che il prezzo del mondo è tutto compreso gli extra che sono comunitari, a chi preferisce gli infermi di mente ai fermi di mente, a quelli che sono fuori di testa, quindi stanno per venire al mondo, ai sani cronici, a chi crede che la colonna sonora se ci sbatti contro suoni, dedicato a tutti quelli che pregano da poco, cioè con le mani appena giunte, dedicato all'albero che quando è in vita è immobile, ma quando muore diventa mobile, dedicato all'amor carraio che non deve avere niente davanti, dedicato al punto nodale che slaccerò, al punto morto che rianimerò, al punto di non ritorno che comunque aspetterò, al punto cieco che ovunque accompagnerò, pronti ai posteri, via!
A 60 anni non si può solamente festeggiare un anniversario, bisogna necessariamente riflettere sul presente e la riflessione sul presente non può che partire dalla cultura, dall'arte, dal bisogno di conoscenza, che significa tesa di mano, che significa collaborare con gli altri, che significa dialogare. E allora ho pensato che il modo più bello di festeggiare questi 60 anni non era solamente quello di un concerto, ma era di un evento che potesse raccontare un po' le mie ambizioni, i miei sogni, le mie passioni. E ho pensato che una biblioteca antica potesse essere il luogo giusto. La biblioteca dell'Archiginnasio era il luogo più straordinario in quanto incarna tutto questo. Siamo in questo momento in uno schedario che è uno dei tanti luoghi incredibili di questa biblioteca che andremo a scoprire poi durante questo percorso di un concerto che si svolgerà in tante sale diverse. Questo è il catalogo storico della biblioteca, che peraltro laddove poi la scelta di libri si è fermata al 1961, questo l'ho scoperto poco fa, che è proprio l'anno della mia nascita.
Genius loci, l'occhio del genio. Inuigit parva secula seculorum in patriam cum sedis inuigit parva, sed noster semper situationes mentes mentalis ognunis avetit amanis codovodis matidis tefandis offincis feindes livinits eindefodis schein genius loci ministe in feinse oti finze atit schlein no wudis scheingat sindet in fünfenost in de weine liegt tini oblin einschein. Vom Fladen, vom Flieden nen, ka fünfze tinte feine Rin, genius loci. In die benam ich lovin ein ganze Ode, anse Ode, ninse, redin, wanti, schlovini, wie die Stief, ni kein Zede, anflöven nicht. Ni flöven, da stieven, kurz die Wand, den Georges Feine, des meine Gode Wanti, sie, e meine Wade, sind die Feidigen Sede, Ode, wie die Lande Vos.
Noi in questo luogo siamo piccoli, in realtà la musica che portiamo in questo luogo è piccola rispetto alla storia di questo luogo, ma è la storia di questo luogo che poi dà senso, dà spessore, dà importanza a tutto quello che noi facciamo. Gli amici si vedono nel momento del sogno.
Ti regalo un mantice per l'amore polmonare, un vertice per le veti da toccare, un occidente da orientare, un ciglio per le strade da percorrere, non solo in lungo e in largo, ma finalmente in alto, senza nessun alt da intimare. Voglio donarti il resto dei suoi corpi, la mente e il suo pane, l'anima e i suoi animali, la conoscenza e la sua fame, il bene e il suo contagio che continua, perché in questo momento di pandemia devo fare la parte mia per diventare addetto all'universo che ci chiede di dare. Ditemi voi, se mi devo fermare con la scusa di non esagerare, con la paura di strafare. Si tratta di esasperanza, di cordone umanitario ma ombelicale, di fuoco che cova sotto la Venere. Niente tace, il silenzio è stanco e si sente solo. Sortilegio, florilegio, privilegio o sacrilegio. Un quarto di piacere, 2/3 di dovere, un quinto di volere, tutto si aggiusta se si riesce a potere. A cosa devo tutto ciò? Alleluia e alla bemolle. I 60 anni ho pensato che dovessero essere un tributo a questa città, che oggi è la mia città adottiva. Il primo incontro con Bologna è più o meno della metà degli anni '80, un incontro casuale, bizzarro, ma soprattutto casuale, perché mi trovavo in Germania, ero a Monaco di Baviera a fare uno dei miei primi concerti all'estero e ritornando dalla Germania in treno per raggiungere Civitavecchia
mi resi conto che sarei arrivato al porto di Civitavecchia troppo presto e non era quel porto estremamente ospitale, soprattutto in quegli anni. E allora tra Modena e Bologna presi la decisione, dissi scendo a Bologna e mi iscrivo all'università, ma non era stato deciso prima, era proprio una decisione di quel momento, anche perché ero appassionato di musica tradizionale, studiavo sui libri della musica tradizionale della Sardegna, musica popolare, e quindi sapevo che a Bologna insegnava soprattutto Roberto Leidi, che era uno dei più grandi etnomusicologi del mondo. E quindi andai in via Zamboni, mi iscrissi all'università, poi ripresi il treno e raggiunsi la stazione marittima di Civitavecchia con un libretto in mano. Ero molto fiero di questo libretto, poi di fatto all'università ho dato solamente un esame, che era l'esame di teoria e solfeggio con Clementi, che andò benissimo ovviamente perché io già conoscevo benissimo la musica, avevo studiato in banda, facevo già il conservatorio, anzi ero già diplomato al conservatorio di musica, suonavo già il jazz. E poi la mia vita è andata altrove, perché ho iniziato a fare i miei concerti, ma Bologna è rimasta anche la mia città da quel punto di vista, perché alcuni tra i primi concerti di jazz, soprattutto col mio quintetto storico, che è una formazione che esiste tuttora dopo 37 anni di vita, è stato prima all'Osteria dell'Orsa, la mitica Osteria dell'Orsa, e poi alla cantina Bentivoglio. Quindi Bologna è diventata la mia città, è diventata la città dove poi ho conosciuto tanti grazie all'università, dove poi ho deciso di vivere, ho deciso di abitare, la città che mi ospita tuttora e che è diventata la mia città.
E questo è il mio regalo per Paolo Fresu, il libro Sessantenne. NNNN. Nato, noto, nota, nuovo, nuoro, nobile, nitido, notevole, notturno, nutriente, nascosto, nostalgico, nostrano, nuce, nume, noir, noè, netto, nesso, niveo, naturale, nuziale, nomade, narratore, nuragico, nasale, numeroso, nucleare, notatore, nodoso, nuvola, nemesi, neutrale, naif, nassa, nettere, necessario, nevralgico, navigato, nariciuto, nichilista, neomelodico, nababbo, nerboruto, noveliere, nudo, nascente. Di Alessandro non è presente in veste di presentatore di un concerto, ma è un altro autore, un altro musicista che utilizza la parola come suono, oltre che come plurisignificato, che quindi non solo si integra perfettamente con questo pensiero, ma che in qualche modo diventa la chiusura di un cerchio, oserei dire quasi l'ultimo capitolo di un libro. Negromante, niente meno, nenia, nicchia, noviluneo, nocchiero, nolente, nugulo, neodadaista, neuronale, non plus ultra, nonostante, ma soprattutto fortunatamente nostro.
Ode al terzo polmone. Io sono, tu suoni, egli suona, noi siamo, voi suonate e si sognano su questo spartito delle persone note e meno note, senza alcuno strumento visibile se non noi che siamo strumenti e ci facciamo suonare a vita. Do, re, mi, fa, sol paura, do, re, mi, fa, sol coraggio, do, re, mi, fa, sol bene. Dobbiamo cambiare spartito, non partito. Dobbiamo cambiare le note, non le facce note, cambiare il do da dare, cambiare il fa da fare, cambiare il mi, cambiare dentro, cambiare il sol. Sono solo un uomo, sono solo un bambino, sono solo un lavoratore. Dobbiamo cambiare tri, quartetti, archi, archiginnasi, assoli, assonanze, dissonanze, consonanze, jazz, soul, SOS, SOS. Save our soul, salva le nostre anime, mentre la tromba che suona diventa un faro per i non vedenti.
60 parole che per me sono le parole ricorrenti della mia vita, le parole che reputo importanti. E mentre per gioco mi sono messo a scrivere le parole, sono partito dalla geografia, sono partito dalla Sardegna, sono partito da Tucconi, che è il mio posto dell'anima, arrivando a Bologna, arrivando a Parigi, che sono le mie città di oggi, e sono andato avanti finché non avevo più parole da scrivere. Le parole per me dovevano essere 60 e quindi ho iniziato a contarle una per una e ho scoperto che la prima parola era Sardegna, ovviamente, l'ultima parola era educazione e l'ultima parola era il numero 60. Evidentemente non avevo più parole da scrivere, ma evidentemente si era esaurito questo gioco numerico.
quasi per un soffio. Quanto fa quasi per un soffio? Un soffio al cuore, tra un sì, un oui, un ya, un yes, un jazz. Si tratta di respiro dal naso, dalla bocca o dai pori. Si tratta di inspirare a fondo e poi di essere ispirati. La musica cerca l'ispirazione e viceversa. Il profano chiede al sacro, nell'urlo di Klim, nel bacio di Munch, nella bellezza che toglie il fiato, e le vie respiratorie non sembrano infinite come quelle del Signore. Sono soffocanti orfici e non c'è bacio che tenga nella respirazione bocca a bocca da rianimazione, perché ci sono paure che lo tolgono il respiro e salvezze che lo danno, per la legge musicale del contrappasso, strumento di passaggio da una vita a un'altra, per non perdere l'abitudine, per non perdere l'attitudine, per non farne consuetudine, per non darlo per scontato quell'1, 2, sangue, aria, dentro, fuori, immissione ed emissione, avanti e indietro, perenne, sol per invidia dell'infinito respiro del mondo, battiti, lotta o ticchettio, astronomo, metronomo che mi predice il tempo, sinistra, destra, di qua e di là. Se riesci, fa come il vento, spira ma non morire, soffia ma non spegnerti. Io alito di vento, adesso tu, candela. Ho scelto delle formazioni musicali che potessero in qualche modo dialogare da una parte ma anche rispettare questo luogo. Ho l'abitudine e la voglia sempre di lavorare con gli altri, perché penso che sia fondamentale. La musica non la si fa mai da soli e allora questa idea di coralità, di creare un qualcosa laddove ognuno porta un pezzo della sua vita, un pezzo del suo vedere, un pezzo del suo sentire, credo che sia la migliore
il migliore modo di non sentirci soli. Quindi queste formazioni in questo evento concerto saranno autonome in alcuni casi, ma poi ci saranno dei momenti in cui le une entreranno nelle altre, poi ci sarà invece un momento corale finale in cui suoneremo tutti assieme nella sala Stabat Mater.
Dino Rubino, Marco Bardoscia, Daniele Di Bonaventura, Anton Beroschi, Sonia Peana, Nico Ciricugno, Piero Salvatori e Alessandro Bergonzoni. Grazie Paolo. Da oggi sei sessantenne e questo è il libro delle 60enne. Bravo, grazie, continua a compiere. Grazie.